Eccoci in diretta, buongiorno di nuovo con l'approfondimento dedicato ai temi della CGIL. Oggi Rosita Battaini in mia compagnia ci ha raggiunto in studio, buongiorno, del Dipartimento Artigianato della CGIL. L'argomento è quello delle tutele nel mondo dell'artigianato, servizi ai lavoratori, scadenze, nuove sedi, contatti, insomma possiamo veramente spaziare rispetto a questo argomento, mondo dell'artigianato che magari spesso è un mondo che non riusciamo a intercettare noi cittadini comuni se non usufruendo magari dei servizi che questo mondo offre, ma che di fatto poco conosciamo. Come sta questo settore innanzitutto e poi parliamo ovviamente anche delle varie tutele. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti, auguro innanzitutto un buon 2025 a tutti quanti e spero che soprattutto i lavoratori artigiani, le lavoratrici artigiane di cui poi andrò a parlare nello specifico ci ricambino gli auguri magari transitando per le nostre sedi. Allora, come sta messo questo mondo? Beh, una bella domanda, speravo che in qualche maniera emergesse come secondo punto, ma partiamo subito. Allora, è un mondo composto da circa 33.000 addetti, lavoratori dipendenti. Parliamo sempre della provincia di Treviso. 33.168 se facciamo 168.000 se facciamo il rapporto nella regione Veneto. 33.000 abbondanti lavoratori e lavoratrici dipendenti con contratto artigiano, di cui però in qualche modo una platea piuttosto numerosa, parliamo del circa 70%, non conosce dai dati che abbiamo tutte le potenzialità che questo contratto offre a loro. Un 70% vuol dire 7 lavoratrici o lavoratori non sfruttano alcune possibilità, domande, contributi che invece, soprattutto in questi periodi, potrebbero fare la differenza nella loro economia familiare e lavorativa. Certo, parliamo di tutele in che senso infatti, Rosita? Allora, parliamo di tutele, partiamo in maniera semplice, spero, per chi ci ascolta. Dunque, un lavoratore o una lavoratrice artigiana come fa a capire se è interessato da queste tutele? Semplicemente guardando una busta paga. La busta paga è fatta per tutti in maniera uguale, c'è l'intestazione, cioè il nome e cognome del lavoratore e la ditta per cui questo lavoratore o lavoratrice lavora, poi c'è il corpo cosiddetto della busta paga, cioè la parte centrale della busta paga. Ecco, in quella parte lì una lavoratrice o un lavoratore interessato dal settore artigiano andrà a trovare delle voci particolari su cui si dovrebbe interrogare, ovvero EBAV di primo livello, EBAV di secondo livello e Saninveneto. Queste sono le famose tutele di cui oggi proverò in qualche maniera a darvi qualche informazione in più. E ricordiamo anche, ne approfitto, perché abbiamo un numero di telefono che i telespettatori possono chiamare, lo vedete in sovraimpressione sopra di me, lo 0422 16 28 33 2, non lo ricordo a memoria, per ovviamente qualsiasi dubbio che possiamo fugare noi in diretta, grazie appunto anche al suo contributo, Rosita. Insomma, dicevamo appunto di guardare queste buste paga e vedere cosa abbiamo, cosa c'è scritto e cosa ci dovrebbe essere scritto. Cosa ci dovrebbe essere scritto? C'è sicuramente scritto, se facciamo parte del settore artigiano, EBAV di primo livello, EBAV di secondo livello e Saninveneto. Sono tre voci, in realtà stringiamole, sono due, EBAV e Saninveneto. EBAV, parto da qui, EBAV rappresenta una grandissima opportunità per i lavoratori e le lavoratrici dipendenti del settore artigiano. Perché? Perché va a coprire 6 aree tematiche di cui EBAV destina le risorse.
ciascun lavoratore, sia per EBAV che per San in Veneto, in qualche modo mette anche di proprio delle risorse assieme alle aziende che confluiscono in una cassa, diciamola così, provo a dirla in termini molto semplici, di cui però se non fa richiesta non vede il ritorno, la dico così, quindi versa e basta. Mentre se riesce a arrivare l'informazione che rispetto a quel gettito posso anche chiedere e portarmi a casa una serie di prestazioni, ecco, credo che farò il mio compito se riesco a portarvi a casa questo, l'informazione. Sono 6 le aree tematiche su cui si sviluppano le varie opportunità appunto di EBAV. Il lavoro e l'occupazione, io adesso vi do magari qualche linea. Sotto che forma? Premi per la professionalità. Un lavoratore artigiano che abbia almeno 5 anni di professionalità compiuta, non necessariamente nella stessa azienda, ma nel settore artigiano anche in maniera discontinua, in base alla categoria artigiana, che sia esso estetica e parrucchiere, che siano essi lavoratori metalmeccanici, che siano panificatori, alimentaristi e così via, può chiedere e ottenere un premio, come si chiama, no? Un una tantum nella sua carriera che varia poi da categoria a categoria. Ma parliamo di cifre anche un po' importanti che vanno dalle 500 euro fino a 1000 euro, per esempio, per il trasporto merci, per tutti quei lavoratori artigiani che sono inquadrati nel contratto trasporto merci. C'è un premio piuttosto alto, insomma, che può fare la differenza su una busta paga di 1.500, 1.000 me li porto a casa con il contributo. Io alzerei le antenne, insomma, come si dice. Ma poi incentivi alle nuove assunzioni, sostegno in caso di mobilità di lavoro, incentivi per gli apprendisti. La seconda area tematica, il sostegno alle famiglie, per i figli, l'istruzione, l'abitazione. Molte categorie hanno scelto di mettere a budget delle risorse per chi acquista l'abitazione principale. E questo è un contributo importante, fino a 1.200 euro per finanziamenti pari o superiori a 50.000 euro. Ora sappiamo che un finanziamento per comprare casa non è difficile che sia uguale o superiore a 50.000 euro, che me ne arrivino 1.200 dall'ente bilaterale. Credo che possa fare le differenze, insomma, le spese del notaio, la dico così, o qualcosa di simile, me le posso portare a casa a gratis. Ma vado insomma anche oltre. Tutto il sostegno alle famiglie, per esempio il contributo per protesi varie, dalle oculistiche alle dentarie, alle acustiche, alle ortopediche, sostegno alla maternità. Questo ci tengo veramente a dirlo, perché le lavoratrici artigiane, dal mio punto di vista, non sanno che una volta che hanno avuto il bimbo possono chiedere il famoso sostegno di 11M, che equivale a 500 euro. In più San in Veneto, che è l'altra parte di copertura del loro contratto, paga tutte le visite fatte prima, il pernottamento legato all'evento parto, parliamo di 70 euro a notte, quindi se vi capita come alla sottoscritta di stare ospedalizzate e ricoverate anche per più notti, per 10, nel mio caso 13, capite che la cifra insomma diventa importante, ma anche che siano le canoniche 3, 7, 14, 21, 210 aggiunti ai 500 euro giusto per fare 4 conti, sono 750 euro che possono fare la differenza per una famiglia, soprattutto in quella delicata condizione. Aggiungo,
perché poi San in Veneto, sempre per le mamme o per i papà, stessa cosa anche per i papà, ho detto mamme, ma Certo. chiedo scusa per i maschietti all'ascolto. In aggiunta c'è l'altra parte, ovvero il recupero fino a 500 euro entro i primi 2 anni del bimbo di spese per latte artificiale e pannolini. Voi capite che insomma basta raccogliere gli scontrini e venire in una delle nostre sedi CGIL a fare la domanda. Ripeto, ho visto che per le famiglie, per i lavoratori, per le lavoratrici la differenza è notevole, notevolissima. Quindi parliamo di servizi, parliamo di tutele. Come si fa ad ottenerle? Quali sono gli step che un'artigiana insomma si deve e si trova ad affrontare per ottenerle? Allora, direi che è piuttosto semplice, ma magari la vedo dal mio punto di vista. È semplice, come dicevo prima, il primo step: guardatevi le vostre buste paga e provate a capire se siete in questo range, cioè se siete lavoratori o lavoratrici artigiane. Io mi ero preparata una lista giusto per, non vorrei annoiare, ma giusto per essere più chiari. Certo. Chi potrebbe che c'è all'ascolto essere fra questi? Beh, i metalmeccanici, nella particolare specifica della metalmeccanica artigiana, quindi non le grandi aziende, non le piccole e medie imprese, ma quelle aziende un po' più piccole, 5, 10, 15 lavoratori, che appunto vengono inquadrati nel settore artigiano. I lavoratori orafi, i lavoratori odontotecnici, i tessili artigiani, tutte le lavoratrici o i lavoratori delle pulitinto lavanderie, chi lavora nelle fabbriche, nelle aziendine che fanno occhiali, chi lavora nella chimica, sempre artigiana, nella ceramica, gli alimentaristi, i panificatori, alcune aziende del legno, alcune aziende della comunicazione, quindi controllatevi anche voi le buste paga. Adesso faccio una battuta, però è così. Tutti gli acconciatori e gli estetisti, quindi non parliamo di pochi lavoratori o poche lavoratrici, certo. Tutte le imprese di pulizie, il trasporto merci, su questo poi spenderò anche, se mi è possibile, se rimarrà un po' di tempo, qualche parola in più, il trasporto persone. Chi lavora in imprese che lavorano il marmo, gli alimentaristi, se li ho dimenticati, fanno parte anche loro di questa categoria. Quindi insomma non sono pochi, insomma. Non sono assolutamente pochi. Parliamo di una platea, come dicevo prima, di circa 33.000 lavoratori nella provincia di Treviso e di questi insomma abbiamo un dato: circa il 25% viene a fare la domanda nei vari sportelli. Io prego insomma le persone a casa, gli amici, le amiche che ci stanno guardando di sensibilizzarci, provare a capire se nella famiglia, all'interno della famiglia, ci sia qualche componente che magari può essere interessato a questo argomento, e di indirizzarli nelle nostre sedi, perché poi assieme in qualche maniera facciamo un confronto diretto per quanto riguarda il contratto e la busta paga, e proviamo poi a portare a casa tutto quello che è possibile. Perché insomma le tutele, ci stai dicendo, ci sono, basta spenderci un po' di tempo per capire come e quanto riuscire ad intervenire per riuscire a portare a casa insomma determinati benefici, giusto? Assolutamente. Questa puntata, questo spazio è utilissimo
normalmente noi diciamo, provavamo a programmare nelle stagioni passate un appuntamento con tempistiche diverse, soprattutto in ordine del fatto che queste domande, soprattutto EBAV, hanno delle scadenze specifiche. Tranquillizzo le amiche e gli amici che sono a casa per il fatto che non siamo sotto scadenza, ci siamo presi per tempo e proprio perché vorremmo provare a raggiungere più lavoratrici e più lavoratori possibili e non fargli perdere nulla. La prima scadenza è il 30 di aprile, quindi ci aspettano 4 mesi buoni, abbondanti, in cui capire assieme se ci sono le condizioni poi per poter portare a casa qualche beneficio. Chiedo l'aiuto della regia per inquadrare, insomma, queste scadenze di cui ci parlava Rosita Battaini. Insomma, le vediamo inquadrate forse un po' in piccolo, però insomma riusciamo a vedere innanzitutto i mesi e i giorni di queste diverse scadenze. Se vuole lei raccontarci una a una, insomma, quali sono e anche cosa si deve fare per arrivare al termine di queste con un risultato ottimale, insomma, con il beneficio portato a casa. Allora, ci provo. La prima scadenza è il 30 di aprile. Però ci sono alcune domande che hanno la scadenza annuale, quindi hanno un respiro più ampio. Per esempio il sussidio di maternità di cui vi parlavo prima non è un problema, insomma, si lega all'evento nascita, ma la domanda è possibile farla fino al 31/12 anche se il bimbo è nato ieri, tanto per essere chiari. Rosita, la interrompo subito perché dalla regia ci dicono che abbiamo una telefonata. Buongiorno, chi parla al telefono? Chiamo Danila e chiamo da Codogné. Buongiorno, qual è la sua domanda? No, la mia domanda vorrei chiedere a quella signora che sta parlando adesso, che sta tentando di chiarificare una lacunosa lese che fanno, lacunosa, quando che sento dire che tutti quei piccoli, cioè quegli operai delle piccole aziende che devono andare a fare la domanda, che devono fare questo, che devono fare quello. Io mi chiedo perché quella signora non dice a quelli che fanno le buste paga, che sono le persone principali, di aggiornare, che siano loro a dire all'operaio, perché l'operaio a quest'ora, come io ho un figlio, sta lavorando, dunque non sa niente, non sente niente. Io lo informo solo, ma così a spane non è che mi crede tanto, perché qua c'è un casino di leggi che si fa fatica a capirsi, no? Certo. Rosita, cosa possiamo rispondere alla signora? Grazie innanzitutto di averci contattato, signora. Allora, grazie veramente per questo intervento, perché mi aiuta ad essere un po' più chiara. Ma allora dovrebbero in qualche modo essere avvisati nel momento in cui l'azienda iscrive il lavoratore all'ente bilaterale e a Saninveneto attraverso un modulo specifico. I lavoratori dovrebbero ricevere delle comunicazioni. Qual è il problema vero? Che ricevono un'unica comunicazione all'inizio del rapporto, probabilmente di lavoro. Probabilmente quella comunicazione, siccome è una serie di fogli lunghi, viene messa nel cassetto e diventa, come dire, carta che fra un po' di anni bisogna buttare via. Allora l'unico modo per capire, insomma, se siamo interessati da questo argomento o meno non sono tanto i datori di lavoro, che giustamente fanno i datori di lavoro, ma il lavoratore dovrebbe in qualche maniera autoattivarsi con la propria curiosità, la dico così, e quando vede quelle 3 voci di cui vi dicevo prima, quindi EBAV primo livello, EBAV secondo livello e Saninveneto, dovrebbe contattare immediatamente una delle nostre sedi
e capire di cosa si tratta. Spero di aver risposto a questa signora e ai dubbi. Sì, insomma, deve esserci in qualche modo anche una partecipazione attiva da parte del lavoratore, questo lei ci stava dicendo, nel essere un po' attenti anche a quello che noi vediamo non solo in busta paga ma anche a quelli che sono i nostri contratti, immagino. Assolutamente, ma io torno a dire, noi abbiamo 19, come CGIL Treviso abbiamo 19 sedi, adesso la signora chiamava da Codognè, ecco, che è un territorio proprio in mezzo tra Conegliano e Oderzo, Ponte di Piave, insomma noi abbiamo 3 sedi in quelle zone. Io direi, inviterei le lavoratrici, i lavoratori, ma anche, la dico così, i parenti, se, come è comprensibile, i lavoratori in questo momento sono al lavoro o fanno turni o fanno giornaliero, può venire anche, come dire, chi per essi a informarsi, a prendere una prima informazione, a portare a casa i documenti poi che servono per la compilazione delle domande e poi a inviare la domanda ci pensiamo noi. Ecco, quindi davvero poi è piuttosto semplice, ma il primo step è contattare le nostre sedi, questo è fondamentale. E ne approfittiamo per far vedere la locandina che ci ha fornito anche lei, insomma, con le diverse sedi, se vuole anche citarle una ad una, così magari anche chi ci ascolta, non essendo molto grandi, riusciamo a far vedere, insomma, le sedi di cui, insomma, ci parlava. Lo faccio molto volentieri, noi abbiamo 19 sedi dislocate in tutta la provincia di Treviso, sono anche sedi molto curate, qualcuna è nuova, ne abbiamo orgoglio anche di dirlo, e all'interno di queste sedi trovate i cosiddetti sportellisti / funzionari come me. Io se mi è permesso li cito perché è una squadra di persone preparate, di persone che hanno voglia di dare una mano alle lavoratrici e ai lavoratori, sono anch'essi lavoratrici e lavoratori, quindi capiscono perfettamente di cosa stiamo parlando. E vado per ordine. A Treviso trovate me, trovate Sebastiano, trovate Felicetta, trovate Cristian. A Mogliano Veneto trovate Cristian, a Roncade trovate Ilenia, a Castelfranco trovate Mario, Lidia, Federico, a Unedi Fonte trovate Mario e Giovanni assieme a Nadia, a Oderzo trovate Fabrizio, a Motta di Livenza trovate Fabio, a Ponte di Piave trovate Fabrizio, a Vittorio Veneto trovate Giovanna, a Conegliano trovate Claudia, a Godega di Sant'Urbano trovate Ilenia, a Pieve di Soligo trovate Ilenia e Claudia, a Montebelluna trovate Nadia, Giovanni e Mario, a Valdobbiadene trovate Claudia e Ilenia. Quindi tutte le nostre sedi sono aperte, disponibili e soprattutto i nostri sportellisti davvero hanno voglia di spiegarvi come portare a casa quello che vi spetta da contratto e che vi state pagando, Esatto, raccontiamo un po' anche, insomma, questo, perché di fatto ci sono nella nostra busta paga una parte va, in questo caso dagli artigiani, va a questo tipo di enti che però hanno la funzione poi di tutelare il lavoratore, giusto? Esatto. Allora non entro nella specifica perché poi rischierei che prendo un esempio e chi mi sta ascoltando magari fa parte dell'esempio dopo. Però guardate, nella voce del dare che trovate nella busta paga, nella colonnina che dice quello che va fuori dalla busta paga perché ce lo mettete di tasca vostra, trovate appunto la voce distinta EBAV e Saninveneto. Quindi quella è la voce che vi dà lo spunto che vi deve accendere la lampadina per poi venire a chiedere.
Mi viene in mente una quota di un lavoratore che ho visto pochissimo tempo fa, che era di 6,49 €. Allora, non entro nello specifico, ma sappiate che quei 6,49 € che possono essere di meno o di più per vari motivi, raggruppano una serie di servizi, tra cui anche quelli di cui parliamo oggi, una serie di tutele. Una di queste, la copertura cosiddetta FSBA, cioè di cassa integrazione. Non volevo parlarne oggi perché rimaniamo nello specifico delle domande EBA-Vessani in Veneto, ma sappiate che una delle voci che va a comporre quel gruzzolo, la dico così, quel montante, è la copertura di giorni che vengono in qualche maniera sospesi, persi tra virgolette di lavoro per sospensione lavoro. Io mi sono preparata, non me ne vogliano le categorie che magari non cito, alcuni esempi, perché penso che quando parliamo di soldi ci capiamo meglio, scadenze, soldi, numeri. Rosita, se vuole facciamo così, entriamo nello specifico di questo subito dopo la pubblicità, così poi abbiamo il tempo di parlarne con calma. A tra Volentieri. poco. Eccoci tornati in diretta con l'approfondimento dedicato oggi alla tutela del mondo dell'artigianato. Siamo in compagnia di Rosita Battain del Dipartimento Artigianato della CGIL. Di nuovo buongiorno, e stavamo parlando delle varie tutele di cui i lavoratori dei vari settori dell'artigianato possono godere. Ci stava facendo degli esempi concreti anche per far capire alle persone da casa quali sono i loro diritti e come presentare poi queste domande affinché venga riconosciuto loro del beneficio. Allora, sì, io riprendo, provo a dare uno spunto. Allora, c'è un sussidio che si chiama D44, che soprattutto alla nostra organizzazione è molto caro, che è l'adesione al fondo previdenza complementare dei dipendenti. Allora, quali sono i requisiti di categoria? Innanzitutto appartenere a uno delle categorie artigiane. Faccio solo degli esempi, non me ne vogliano magari le categorie o i lavoratori che non cito. Allora, metalmeccanici, orafi e odontotecnici. C'è un contributo che va diviso tra, diciamo, per anagrafica. Under 35 oppure dipendenti con 35 anni compiuti. Questo perché abbiamo provato a stimolare maggiormente l'adesione ai fondi complementari di previdenza. Ci teniamo che i lavoratori abbiano bene in mente che, come dire, c'è la necessità che si tutelino da un punto di vista previdenziale per assicurarsi una pensione sufficiente, in qualche maniera dignitosa, quando saranno in età pensionistica. E prima lo fanno, ecco perché gli under 35 avranno, come dire, un contributo più alto, questa è la logica. Prima lo fanno e meglio sarà per loro. Provando a citare queste tre categorie: metalmeccanici, orafi e odontotecnici. Il contributo è di 350 euro dipendenti under 35, di 250 per chi 35 li ha compiuti. Faccio un altro esempio: alimentaristi e panificatori. Allora, sempre under 35, due distinzioni: 400 euro solo per il fatto di aver aderito al fondo pensionistico, che è un atto che noi ci auguriamo facciano tutti i lavoratori dipendenti artigiani.
chi ha 35 anni compiuti 300 euro. Voi capite che cominciamo con il fondo di previdenza, andiamo su per esempio prestazioni San in Veneto, un accertamento diagnostico piuttosto che esami di routine, insomma cominciamo a portare a casa delle cifre ragguardevoli. Faccio un altro esempio, questo è per tutte le categorie. Contributo per interventi sanitari gravi e o urgenti riguardanti il lavoratore o i figli minori a suo carico, il suo coniuge o il convivente more uxorio o l'altro componente, e questo è importante dirlo, o l'altro componente della coppia dello stesso sesso, unita civilmente ai sensi della legge Cirinnà, per le spese sostenute nell'anno di competenza, il contributo arriva fino al 50% dei costi sostenuti con un massimo erogabile di 2.000 euro. Voi capite? Non solo infatti le tutele e il beneficio per il lavoratore in sé, ma anche per la sua famiglia. Assolutamente, assolutamente. Non per tutti i contributi, ma per alcune categorie specifiche o per alcuni contributi abbiamo una tutela a 360 gradi. E voi capite che se i componenti cominciano ad essere 3, 4, 5, anche qua insomma, la differenza tra lo speso e il recuperato diventa... si fanno presto i conti, insomma. Diventa importante, certo. Aveva qualche altro esempio? Assolutamente. Allora, scadenza al 31 maggio, mi premeva il contributo ai lavoratori dipendenti i cui figli nell'anno scolastico o accademico 23-24 abbiano frequentato praticamente le scuole secondarie, quindi di secondo grado, oppure i corsi biennali post qualifica, i CFP, oppure gli istituti tecnici superiori, il biennio di specializzazione post diploma, oppure ancora l'università. Allora, ci sono dei requisiti entro i quali ovviamente la prestazione viene erogata. Io li cito velocemente, insomma, una media di 7 su 10 oppure una media del 70 su 100 o equivalente, oppure per chi frequenta l'università il conseguimento di almeno il 50% dei crediti formativi previsti per quell'anno accademico, ovviamente da dimostrare con idonea documentazione che è scaricabile, come sanno tutti gli studenti che smanettano tranquillamente molto più di quanto non sa fare la sottoscritta, e si scaricano tutta la loro documentazione. Insomma il libretto, il famoso libretto universitario che adesso troviamo tranquillamente online nella nostra pagina riservata. Ecco, vado nello specifico perché questo D22 di quanto ammonta? Allora, in base alla categoria va da 250 euro annuali per ogni figlio che frequenta uno di questi istituti fino a, questo me l'ero segnato perché è molto importante, fino al contratto del trasporto merci che eroga annualmente 1.000 euro in caso di frequenza universitaria. Ora, che io sappia, 1.000 euro sul montante delle tasse universitarie di un figlio, anche lì può fare una bella differenza. In più mi preme sottolineare che se dovesse esserci il caso di una coppia, marito e moglie, oppure una coppia come l'abbiamo in qualche maniera delineata prima, avesse la condizione in cui entrambi fanno parte del contratto artigiano, in cui è previsto diciamo, questo servizio, possono fare entrambi la domanda per il medesimo figlio. Quindi io potenzialmente potrei
portarmi a casa addirittura 2.000 euro per quel figlio, rispetto a quell'anno accademico, se quel figlio ha quelle caratteristiche, quindi il 50% degli esami sostenuti scaricandosi il percorso che sta facendo. Vado anche oltre. Il D63 è per tutte le categorie, quindi qua non tralascio nessuno. Questo è dalle scuole, dal nido alle medie, le medie primarie. Scuola. È un altro sussidio scuola. Iscrizione e frequenza naturalmente in Italia per l'anno scolastico 24-25 di un solo figlio. Qui ci sono più sussidi per un solo figlio, per 2 figli, per più figli, ma la specifica è un contributo di 150 euro per un solo figlio frequentante una di queste classi, e lo specifico sarà l'ISEE, che deve essere pari o inferiore a 30.000 euro. Non sto parlando di reddito complessivo della famiglia, sto parlando di ISEE, indicatore socio-economico, che è un indicatore entro il quale non è difficile che una famiglia stia, una famiglia, diciamo, di lavoratori, soprattutto in questo settore, normalmente non incrociamo ISEE molto più alti. Rosita, abbiamo un'altra telefonata. Buongiorno, con chi parliamo? Buongiorno, io sono Fabio, chiamo dalla provincia di Padova. Fabio, buongiorno. Buongiorno. Volevo chiedere alla signora, che sentivo che parlava di Sani in Veneto o per i titolari, che cosa hanno i titolari che versano Sani in Veneto? Infine io l'ho versato per tanti anni, ho preso occhiali una volta e poi mi hanno subito detto che devo cambiare le lenti ogni 3 anni, 4, non mi hanno più rimborsato. Ecco, volevo capire che vantaggi hanno un titolare, o se devo disdirmi anch'io tirare via come titolare. Allora, non me ne voglia, io la ringrazio tanto per la chiamata. Non sono purtroppo esperta sulle, come dire, sulle prestazioni che può chiedere il titolare di azienda, il datore di lavoro. E tra l'altro ho ceduto appena qui fuori ad un altro titolare di azienda che mi ha preceduto invece tutti i servizi EBAV dedicati alle aziende, e sono davvero numerosi. Uno fra questi, giusto per provare a darle una risposta, lo ha particolarmente colpito nello scambio di battute che siamo riusciti a fare appena un minuto prima che iniziassimo la trasmissione, e che era il contributo per i datori di lavoro. Ovviamente non tutti, come non tutti i servizi che sto elencando sono per tutti i lavoratori artigiani, perché poi va fatto come dire, il focus settore per settore, ma appunto il datore di lavoro che ho incrociato prima si era acceso di curiosità quando ho ricordato che c'è un servizio per le lavoratrici o i lavoratori che vanno in congedo di maternità / paternità. Cioè il datore di lavoro, prendetela con le pinze perché noi non siamo esperti, non siamo i titolati a dare questa risposta, ve la dico solo perché ce l'abbiamo come informazione. Certo. Ma chiedete alle associazioni artigiane a cui fate riferimento che vi diano il catalogo di tutto quello che potete chiedere anche voi, assolutamente, perché grazie ancora per la sua chiamata. È vero, questi servizi sono tanto per i lavoratori, un capitolo, tanto per i datori di lavoro che compongono l'altro 50% dell'universo bilaterale.
E dunque appunto Fabio da Padova ci chiedeva, magari possiamo anche dare delle indicazioni anche a chi dovesse stare ascoltandoci in questo momento, come si fa a chiedere questo tipo di informazioni e a chi? Allora, nello specifico, per quanto riguarda i lavoratori dipendenti, si devono rivolgere alle sedi CGIL, a loro più vicine, oppure contattare i centralini. Guardatevi le pagine del nostro sito, ci trovate in tutti, come si dice, in tutti i social, quindi non è difficile trovarci. Io spero che magari ci sia la possibilità di rimandare in onda anche tutte le nostre sedi della provincia di Treviso, sì, ma il signor Fabio, che ci chiama dalla provincia di Padova, agevolmente può contattare una, come si dice, un'associazione artigiana a cui fa riferimento, Confartigianato piuttosto che CNA, piuttosto che Casartigiani, non so quale delle tre, e farsi dare l'elenco delle prestazioni dedicate ai datori di lavoro. Visto che ci siamo, poi magari torniamo anche sulle varie scadenze e i servizi prima della chiusura. Volevo chiederle appunto come nella provincia di Treviso, in questo caso, come le persone possono contattare le sedi a loro più vicine. Lei giustamente ci ha detto online nelle nostre pagine c'è un numero di centralino unico che possono invece chiamare magari le persone che non sono avvezze, insomma, all'utilizzo del PC o del telefono. Assolutamente, ce n'è uno proprio unico con il quale contattare tutte le sedi, poi da lì in base al territorio da cui ci chiamate, dal comune in cui risiedete, l'operatore vi indirizza alla sede più vicina. E se avete carta e penna, io ve lo dico, è lo 0422 40 91. Questo è il numero del nostro centralino general generico. Ricordiamo 0422 40 91. Poi ciascuna sede, per chi magari riesce invece a guardare sui social, ciascuna sede ha un numero specifico, un numero di contatto specifico. Per alcuni di noi addirittura c'è specificato il numero di cellulare, quindi un contatto ancora più diretto e ancora più personale. Se riuscite a guardare all'interno del nostro sito, il sito della CGIL di Treviso, lì troverete anche tutte le mail degli sportellisti e quindi vedrete che sarà davvero semplice avvicinarvi a noi. Per chi non fosse della provincia di Treviso invece il procedimento è lo stesso, sito della CGIL di ogni provincia e poi all'interno dovrebbero esserci scritti poi tutti i riferimenti. Assolutamente, assolutamente, è per tutto il territorio nazionale. Parliamo di Veneto, sicuramente questo è il passaggio più semplice. Contattare un numero unico che non è per tutte le province uguali, il nostro è quello che abbiamo detto prima, lo ripeto, lo 0422 40 91. Diversamente ci saranno altri numeri dedicati oppure le varie sedi delle varie province avranno dei numeri specifici che potrete individuare con tranquillità nei siti, insomma, ecco, anche col telefonino, insomma, un telefonino ce l'abbiamo tutti, digitate CGIL Treviso, CGIL Padova, CGIL Verona, dove vi trovate, e vedrete che non sarà difficile poi trovarci e contattarci. Stavamo parlando insomma dei vari servizi e delle varie scadenze, vedo che anche lei, come riusciamo a mettere in onda grazie a Marco Gagliazzo e Renato Capoi alla regia, le varie scadenze appunto per presentare le diverse domande. Abbiamo delle date principali, sono il 30 aprile, 31 maggio, 30 giugno, 31 luglio e 31 dicembre. Senza entrare magari nel dettaglio di ogni scadenza, più o meno quali sono le tematiche principali, nel senso vedo
vedo la scuola per esempio entro il 31 maggio, il 31 dicembre invece come ci diceva lei sussidi di paternità o maternità, insomma ci racconti un po' di queste scadenze e anche poi affinché appunto i telespettatori o le persone riescano a presentare domande in tempo. Sì, allora il primo grande gruppo fondamentalmente sono le spese che abbiamo sostenuto nel 2024, quindi le varie protesi acustiche, dentarie, gli apparecchi ortodontici per i figli, i corsetti, i busti, le protesi oculistiche, insomma in generale per quanto riguarda l'EBAV spese sanitarie. Per quanto invece riguarda il San in Veneto io faccio una specifica perché questo è veramente un fondo sanitario con amplissime potenzialità. Perché? Perché copre oltre 36.000 voci, oltre 36.000 prestazioni, ma ci dà 2 anni di tempo per fare la domanda di rimborso, quindi lì non ci sono scadenze. È importante che tutte le spese sanitarie che abbiamo affrontato nei 2 anni che precedono, quindi adesso siamo a gennaio 2025, proviamo a guardare nei cassetti anche le spese che abbiamo già portato per esempio in detrazione nel 7,30, tiriamole fuori e se non abbiamo fatto, se siamo lavoratrici o lavoratori artigiani e non abbiamo mai saputo di avere anche un altro canale che si chiama San in Veneto da cui poter estrapolare delle risorse economiche, tiriamo fuori quelle carte, quelle spese sanitarie e proviamo a chiedere a uno di noi se ci spetta e come poterle portare a casa. Rosita, la interrompo perché abbiamo un'altra telefonata. Buongiorno, con chi parliamo? Buongiorno. Chi ha il telefono? No, niente, caduta la linea, continuiamo allora a parlare, ci dicevamo appunto delle varie scadenze. Perfetto. Al 31 maggio invece ci sono prevalentemente tutti quei sussidi legati alla scuola. È ovvio, è finito un anno scolastico, adesso ricomincia il nuovo anno, da settembre è cominciato quello nuovo, allora posso fare la domanda per se ho iscritto il figlio nelle varie classi, nei vari istituti, ecco che ho tempo fino a maggio di fare la domanda. Attenzione perché queste scadenze sono perentorie. Se per caso mi dimentico di fare la domanda, la posso recuperare l'anno prossimo? No. L'anno prossimo farò un'altra domanda relativa al nuovo anno scolastico, se il figlio andrà ancora a scuola, ma se il figlio nel frattempo è uscito dal perimetro scolastico, quel contributo lì io l'ho perso per sempre. Ecco perché dico, provate a così fare un po' di attenzione e non perdere niente per la strada. Perché poi non è recuperabile. Ecco. Mi preme perché entro il 31 maggio c'è una domanda che è un D34 che è l'integrazione per sospensione lavoro. Allora, purtroppo anche questo 2025 come il 2024, tant'è che il D34 che scade il 31 maggio si riferisce ai periodi entro il 31/12/2024, sarà caratterizzato, come è stato caratterizzato il 2024, da, come dire, da settori che in qualche maniera vanno per periodi in sofferenza. Mi viene in mente tutto l'indotto del metalmeccanico, dell'automotive, certo, o alcuni grandi settori che sono adesso collegati
collegati e che hanno avuto la necessità di sospendere per poco o per tanto il lavoro. Ecco, c'è un'integrazione molto importante per i lavoratori che va oltre a quello che stanno già prendendo come cassa integrazione FSBA. Questo va ad integrare ulteriormente, a portare risorse ulteriori a casa di questi lavoratori. Allora, se siete fra quelle lavoratrici e quei lavoratori che purtroppo hanno avuto una sospensione di lavoro da aprile 2024 al 31/12/2024, contattateci perché avanzate, la dico così, per poco o per tanto ulteriori soldi in più rispetto al pagamento della cassa integrazione. Ecco che poi non è la cassa integrazione, per alcuni è cassa integrazione in deroga, per altri è FSBA, se andate meglio a capire e inquadrare chi può fare questo tipo di domanda. Rosita, siamo praticamente in chiusura, riusciamo a fare in un minuto un sunto di quello che abbiamo detto, al di là delle scadenze che poi noi possiamo sempre trovare, come ci accennavi tu, anche nei siti di EVAB, di EBAV e comunque anche facendo riferimento a sportellisti della CGIL 14 distribuiti in tutto il territorio provinciale, parliamo in questo caso di Treviso, ma ovviamente tutti i servizi si estendono anche a tutto il resto delle province del Veneto. Dunque contattare in ogni caso il numero unico, il centralino unico nel momento in cui magari non riusciamo ad avere accesso ad internet. Ricordiamo il numero e poi la scadenza più importante, quella più imminente. Allora, per Treviso è lo 0422 40 91, oppure se riuscite a guardare nei vari siti i vari numeri delle sedi territoriali. La prima scadenza, vi tranquillizzo, è al 30 di aprile e sono principalmente le spese sanitarie, le protesi che abbiamo detto, quindi probabilmente ci rivedremo, probabilmente avrò la possibilità e la gioia di ricordarlo nuovamente, ma nel frattempo voi frugate nei cassetti, provate a vedere se avete spese sanitarie da recuperare e contattateci. Qualsiasi dubbio, insomma, fare riferimento agli sportelli CGIL, ovviamente anche alle persone come Rosita Battain in questo caso che ci lavorano e sono pronte a dare informazioni sulle varie tutele e i benefici che ne derivano dei lavoratori nel comparto dell'artigianato. Ovviamente poi ogni settore, come già dicevamo durante l'arco di questa puntata, ha le sue specificità e gli sportelli servono a questo. Siamo giunti alla fine di questo approfondimento, dunque grazie per essere stati in nostra compagnia. Subito dopo di noi, come di consueto, il film quotidiano. Grazie per essere stati in nostra compagnia, grazie ancora a Rosita Battain del Dipartimento Artigianato CGIL di Treviso. Una buona giornata a tutti, arrivederci.